Le imprese femminili sono quelle che hanno più sofferto durante la pandemia, anche se prima della pandemia in realtà erano le uniche che crescevano in maniera stabile nel terziario, quindi nel commercio, nei servizi e nel turismo. Adesso sono ovviamente in difficoltà perché durante la pandemia tante di noi hanno dovuto, come sempre, conciliare anche altri carichi di famiglia, e quindi tante hanno deciso di chiudere l'attività, tante sono in sospese, quindi in attesa di vedere se la ripartenza in realtà veramente quando ripartirà l'economia, e tante non sanno bene che cosa fare. Siamo insomma in una situazione di sospensione, però abbiamo delle buone notizie, questo lo voglio dire. Si parla sempre di cose negative, e cioè nel primo trimestre del 2021 da dati Unioncamere vediamo che le imprese femminili hanno cominciato a riaprire di nuovo grazie alle nuove imprenditrici under 35, quindi speriamo davvero che la ripartenza nasca attraverso delle nuove idee, delle giovani, ma anche di persone non più giovani che magari in questo momento hanno la possibilità di ripartire. Ecco perché come Terziario Donne abbiamo scelto il tema della finanza e della cultura finanziaria, proprio perché crediamo che sapendo le cose possiamo anche cercare qualcuno che ci può dare una mano, però anche le istituzioni, le associazioni di categoria e la Camera di Commercio deve darci un supporto concreto. Nel nostro settore il commercio tradizionale deve puntare sulla digitalizzazione, sul commercio online, e quindi è questa una vetrina in più, e i giovani possono proprio innovare queste imprese portando le loro conoscenze e nuovi strumenti di promozione, quindi aumentare la possibilità di sopravvivenza di queste imprese. Le donne lo stesso, perché si prendono cura delle cose e sono anche molto più creative.